Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi, ora che sto registrando, è 9 dicembre e sono le 9 di sera e sto registrando questo video perché oggi voglio mettere a confronto due mondi paralleli in qualsiasi cosa, ovvero quello dell'università e quello del liceo. Avendo provato a grosso modo il liceo e avendo appena iniziato l'università, posso dire quello che penso riguardo ai due mondi e metterli a confronto per capire cosa è meglio e cosa no. Vediamo un po' se questa tipologia di video potrebbe interessarvi, ma io nel mentre vi ricordo di seguirmi sia qui che su tutti i miei altri social, su TikTok e Instagram, perché lì sono sempre attivo ogni giorno. E adesso posso iniziare dicendo un po' le differenze tra i due. Spero che questo video sia anche utile per le persone che stanno decidendo in questo momento cosa fare della propria vita e dove iscriversi all'università, come me lo scorso anno in quinta. Per prima cosa c'è da dire che l'università e il liceo sono due cose assolutamente diversissime in tutto e per tutto. Per prima cosa, la prima differenza sostanziale è che al liceo decidono tutti i professori, tutto quello che devi fare lo decidono i professori, mentre invece all'università i professori non ti dicono quello che devi fare, o meglio, ti danno una traccia di quello che devi seguire, ma assolutamente non ti stanno dietro in niente, devi fare tutto da solo, devi decidere tu cosa fare della tua vita. Non puoi affidarti ai professori che ti stiano dietro per eventuali esami, interrogazioni e tutto quello che riguarda l'università. Tu fai ciò che vuoi della tua vita universitaria, nessuno ti rincorre. Se tu stai indietro, rimani indietro per colpa tua e non perché i professori non te l'hanno detto. Seconda differenza molto importante è che alle superiori dovevi andarci per forza, o meglio, ovviamente se stavi male potevi rimanere a casa, ma comunque tu la lezione dalle 8:30 all'1:30 la dovevi fare per forza tutti i giorni. Mentre invece all'università la cosa è molto diversa, questo perché puoi decidere a quali lezioni partecipare e a quale non partecipare. Ovviamente cambia da università a università, in alcune ci sono le presenze obbligatorie, quindi devi andarci come al liceo, però ovviamente sono distribuite anche diversamente, alcune ce l'hanno di mattina, alcune di sera e così via, mentre invece nella mia per esempio non ho la presenza obbligatoria, quindi posso decidere se andare o non andare alle lezioni. Io personalmente per comodità ovviamente ci vado, perché seguire è molto meglio di non seguire, in quanto la spiegazione del professore già mi aiuta a studiare per poi poter dare gli esami. Però intanto se io sto male, non ho voglia, devo fare qualcosa, un impegno lavorativo o qualcosa, posso decidere di non andare. Molti studenti fanno così, semplicemente alcuni professori decidono di attribuire a chi non va, a chi non è frequentante, un libro supplementare a quelli che già ci sono di base, che dovrebbero sostituire la lezione in presenza. E questo è molto comodo soprattutto perché decide di trasferirsi in un'altra città e vuole anche lavorare. Un'altra differenza sono le interrogazioni. Ovviamente al liceo, come tutti le conosciamo, abbiamo sempre fatto le interrogazioni e le verifiche scritte ogni tot di tempo. E come sapete all'università ci sono solo 2 sessioni di esami, quindi tu fai da settembre a gennaio solo seguendo le lezioni, quindi nessuna interrogazione assolutamente. E poi da gennaio a febbraio, non lo so, dipende da università a università, ci sono le sessioni di esami, quindi nessuno spiega, ma ci saranno solo degli esami, che nel mio caso sono 5 per 5 materie, che puoi dare o non dare ovviamente. Invece le interrogazioni, come sappiamo, dobbiamo darle per forza, se no ti bocciano. Anche questo cambia da università a università, ci sono università che hanno esami anche in mezzo alle spiegazioni, o comunque alcune decidono di dividere gli esami in modo da dare un carico minore, inferiore agli studenti per studiare, quindi per facilitare le cose fanno degli esami divisi a metà per dare una parte prima di Natale e la seconda parte dopo Natale nella vera e propria sessione. Un'altra differenza sostanziale molto importante è che i professori all'università non sanno chi sei, mentre al liceo tutti sapevano chi tu fossi, cioè i professori sapevano il tuo nome, il cognome, da dove vieni, chi sei, come ti comporti e tutto quanto, come del resto di tutta la classe. All'università i professori non ti conoscono, tu puoi andare o non andare, che a loro purtroppo non gliene importa, cioè se i professori ti vedono quella volta all'esame e ciao, a meno che tu non decida di instaurare un rapporto che chiedi molto spesso delucidazioni alla lezione o conversi col professore, loro non ti conoscono, quindi tu puoi fare qualsiasi cosa che tanto
Un'altra differenza è che ovviamente non ci sono delle verifiche prestabilite periodicamente, quindi non è che studi una sera e poi il giorno dopo dai il compito e prendi quel voto e ti rimarrà. Ovviamente all'università, come ho già detto, c'è tutta la parte delle spiegazioni, poi tutti insieme, tutte le materie nello stesso periodo per dare gli esami, e questo potrebbe essere o un vantaggio o una difficoltà bella e buona, perché mentre al liceo puoi organizzarti con quelle 20 pagine per studiare per l'interrogazione del giorno dopo e magari cavartela, all'università devi dare botte di 200 pagine tutte insieme con altre 4 materie, quindi bisogna sapersi organizzare molto bene. L'ultima differenza che ho deciso di portare in questo video è quella delle materie. Mentre al liceo tu puoi scegliere solamente l'indirizzo, diciamo, che vuoi prendere per quei 5 anni. Per esempio, io ho fatto il linguistico e quindi già sapevo che le materie sarebbero state lingue più quelle classiche che qualunque liceo fa, quindi italiano, matematica, chimica e tutte quelle. Mentre invece all'università puoi scegliere cosa studiare, quindi questo ti invoglia, o meglio, anche qui ci sono gli indirizzi che puoi scegliere, quindi ingegneria, matematica, medicina, comunicazione e tutte queste che ovviamente conoscete, ma all'interno dell'università puoi anche scegliere determinate materie, determinati progetti che vuoi fare, quindi ti indirizzano, diciamo, a fare quello che esattamente vuoi fare. Io per esempio, che studio comunicazione, media e pubblicità, ok, ci sono le materie classiche di teatro, cinema, pubblicità, comunicazione, eccetera eccetera, però poi all'interno posso scegliere anche di fare determinati progetti, determinate materie supplementari. L'anno prossimo ci sarà la scelta della seconda lingua che io sceglierò e nessuno me la impone. Questo è un aspetto molto molto importante, secondo me bello, dell'università. E niente, questo era il video, spero che vi sia piaciuto, spero di aver aiutato qualcuno. Fatemi sapere in quale università vorreste andare dopo il liceo, se lo state finendo. Spero che gli esami vi vadano bene, assolutamente state tranquilli perché non è niente di chissà quale difficoltà. Io chiuderei qui e allora noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!